E buon pomeriggio da Vincenzo Credendino, ben ritrovati con il filo diretto. Buonasera e grazie al nostro regista Emanuele Bernardo. Per la prossima ora saremo in vostra compagnia. Linee aperte 081 353 45 88 per intervenire, per telefonarci in diretta, e poi per i più timidi, per coloro che non avessero voglia di esporci oralmente il proprio pensiero, c'è il più tranquillo servizio di messaggistica istantanea accanto alla diretta YouTube. C'è una chat attraverso la quale in molti ci andate a scrivere, noi chiaramente vi ringraziamo anche di questo. Anzi, a questo punto, già che ci siete, male non fa e non costa nulla, lasciate un like alla diretta e iscrivetevi al canale. Come immaginate, quest'oggi l'argomento è di quelli belli caldi. Si parla del possibile addio di Spalletti, da più parti ormai dato come certo, e si prova a fantasticare, qualcuno ovviamente anche a lavorare, su quello che è il nome del sostituto. Vogliamo però chiedervi la vostra: chi vi piacerebbe vedere sulla panchina del Napoli in caso di addio di Luciano Spalletti? 081 353 45 88. Buon pomeriggio al nostro amico Stefano. Ciao Stefano. Ciao Vincenzo. Come va? Proprio dell'argomento che voi trattate avevo tanti problemi, stanotte non ho dormito niente, sono stato allucinato perché ieri sera mi interessava vedermi a Rai 2 la partita Italia-Brasile, un partitone 3-0 al primo tempo. 3-0, 3-2. Non so se l'hai seguita la partita. No, ho visto qualche highlight, ho visto la cronaca poi. Comunque una lezione di calcio 3-0 ai primi 45 al Brasile, mamma mia. E Pafundi e come si chiama quello dell'Empoli? Non mi viene, Baldanzi. Ah, Baldanzi. Hanno fatto un partitone, non ci hanno fatto capire niente a quelli. Io ho visto Casadei in grande spolvero. Sì, venissero a Napoli tutti e due, mamma mia, con uno Spalletti che li guida, sarebbero peccato che si parla di Spalletti che va via, altro che Spalletti che va via. Purtroppo io ti ho chiamato per questo, ma sta messo a dire, ma sono vere alla domenica sportiva, 10 minuti prima che cominciava la partita, ha parlato quello stronzo di Ciro Venerato. No, caro Stefano, già cominciamo malissimo. Cominciamo male, ma come? Ma non si può offendere nessuno, benché meno un giornalista qui al filo diretto, Stefano. Io mi devo dissociare per forza, non va bene, e anzi... Vabbè, scusami dell'espressione, giustamente, come dici tu, è sbagliato. Però anche fare disinformazione, allarmare una Ma chi ha detto che è disinformazione? Ma ci vuole rispetto, ragazzi, ci vuole rispetto. Che significa è disinformazione? Che ne sai che è disinformazione? Allora voi sapete qualcosa più evidentemente sì, se qualcuno lavora. Poi lascia stare che adesso non è che se Gasperini davvero non ci va è disinformazione. Ciro ha detto in questo momento la scelta dovesse essere fatta oggi ricadrebbe su Gianpiero Gasperini. Ha detto anche quelle che sono le cifre del possibile accordo. 4 milioni di ingaggio. Però non è che A è colpa di Venerato e B, ragazzi, in ogni cosa bisogna mostrare il dovuto rispetto a chi sta lavorando. Punto e basta. Certo, poi tu potrai dirmi, guarda, io rispettando il signor Ciro Venerato, non credo che questa sia effettivamente la prossima scelta del Napoli, allora è come dici tu. Però, qualora cioè, questo lo puoi dire, non puoi dire quello, non puoi dire offese, solo questo. Sì, quello di ripetuto mi sono espresso male, ho sbagliato io. Chiedo di nuovo scusa, ho sbagliatissimo, però ti ripeto, cioè, sarebbe anche giusto per una piazza importante come la nostra sapere perché abbiamo costruito un giocattolo perfetto, abbiamo una situazione ultra favorevole soprattutto in Italia per lo scudetto, che le nostre rivali stanno tutte, chi per un motivo, chi per un altro, stanno a pezzi. Possiamo aprire un ciclo di 4-5 anni di vincere lo scudetto consecutivamente, ma
passiamo con Gasperini, e a parte che non mi piace a livello umano per certe dichiarazioni che ha lasciato sempre, ma poi anche per un modo di gioco. Lui gioca con 3-5-2, cioè dobbiamo fare una campagna acquisti adatta per il suo gioco, stravolgere il gioco dei nostri giocatori. Ma perché? Qual è il motivo? Perché sono arrivati a rottura? Provo a dirti la mia, Stefano, poi ti saluto intanto. Ti saluto e intanto poi provo a fugare. Se qualcuno lo sa, ce lo dicesse. Guarda, onestamente non sono, come dire, delle notizie certificate, è un mio pensiero. Vincenzo? Dimmi. Mi senti? No, abbiamo perso il collegamento con il nostro amico Stefano. Io ti sento. Ah, ok, ma perché devi abbassare il volume della TV, Stefano, quando mi chiami? È bassissimo. No, ma lo devi proprio abbassare tutto. Mo ho elevato proprio il volume. Sì, dai. Però ti sento piano io. Se puoi eliminarlo, così mi ascolti soltanto dal microfono, dal telefono. Esatto. Ho eliminato proprio il volume. Comunque ti dicevo, intanto ti saluto e ti ringrazio per essere stato qui con noi. Poi rispondo alla tua domanda mentre arriva un'altra telefonata, così diamo spazio anche agli altri, va bene? Va bene, ok. Un abbraccio, Stefano. Rispondimi. Ok, grazie. Ciao. Grazie al nostro amico Stefano. Io ho la sensazione, ripeto, non si tratta di notizie, altrimenti ve lo direi, lo sapete, ho la sensazione che ci siano delle vecchie ruggini, come se Spalletti non fosse proprio bravissimo nel lasciarsi scivolare certe cose addosso. Allora magari anche qualcosa risalente all'anno scorso, sto facendo delle ipotesi, potrebbe essere qualcosa di risalente all'anno scorso, magari nei rapporti proprio con la stessa società, magari qualcosa accaduto quest'anno, la questione della PEC, sai, il mondo del calcio ha delle consuetudini, non sono regole, sono delle consuetudini, così si fa, come quando dici vai al bar lasci la mancia, è una legge? No, non c'è nessuna legge che ti obbliga a farla, è una consuetudine, il mondo del calcio ha le sue consuetudini. Cosa prevede la consuetudine quando un allenatore ti fa vincere lo scudetto a gennaio con 70.000 punti di vantaggio? La consuetudine prevede che tu alzi il telefono e dici mister, cosa vogliamo fare la prossima stagione? Qui intanto c'è un premio per quello che è stato l'ottimo lavoro fatto. Questa è la consuetudine. Aurelio De Laurentiis ha già dimostrato in più occasioni dal 2004 ad oggi che a lui della consuetudine può fregare come non può fregare. Lui va avanti secondo quelli che sono i parametri di legge e anche di questa consuetudine lui ha deciso tutto sommato di fregarsene il giusto. Ha attivato l'ulteriore anno di contratto opzionale, ricordiamo era un 2+1 con Luciano Spalletti tramite PEC, e questo pure è un altro aspetto che non ha particolarmente gradito il tecnico, il quale nel corso dell'ultima cena, che potrebbe essere davvero, al di là dei giochi di parole, un'ultima cena, ha fatto presente quelle che chiaramente sono le sue posizioni. Non è stato annunciato e a meno di colpi di scena dovrebbe esserci come dire, uno scenario legato appunto all'addio di Luciano Spalletti. Ha detto annuncerà tutto la società. Credo che però intanto siamo pronti con un'altra telefonata. Chi c'è, Emanuele? Edoardo, ciao Edoardo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Vincenzo, io non so se abbiamo vinto lo scudetto o stiamo andando in Serie B. Cioè, qua si parla di un Napoli che ha vinto lo scudetto, tutti questi cambi, Giuntoli che va via, Spalletti che va via, mi dispiace tantissimo perché pensavo che per avere dei cicli vincenti dovrebbero essere confermati quasi tutti, e veramente brutto. Secondo te perché non accade? Non accade perché abbiamo De Laurentiis come presidente. Ah, quindi sei, diciamo... È sempre stato così. Io lo ho come imprenditore, è un grandissimo. Gli faccio gli elogi per lo scudetto vinto, però come dialogo litiga con tutti. C'è di perché non è durato ai tempi di Rea, c'è di perché ha litigato con Ancelotti, c'è di perché non durano più di un anno, 2 anni di allenatori. Non lo so. 2 anni. 2 anni il massimo. 2 anni il massimo. Mazzari ha fatto anche 4, però dopo 2 anni e mezzo tipo voleva partire. Sarri ha fatto 3, ma dopo il secondo anno voleva partire, quindi in genere... Sai perché?
Esiste con il Napoli, tra l'allenatore e il Napoli esiste sempre la crisi del secondo anno. Loro vengono a Napoli come trampolino di lancio, come ho capito bene. Alcuni, o di rilancio, fai per esempio Ancelotti. Bravo, anche rilancio potrebbe essere per chi ha fallito, sì. Beh, Ancelotti lasciamolo stare, un caso a parte, un vincente proprio di natura. Pure Benitez cercava rilancio a Napoli. Benitez ha vinto, però dopo Napoli non è che ha fatto chissà cosa, No, non ha saputo confermarsi a era grandissimi quasi alla livelli. fine delle sue vittorie, del suo carisma. Non l'ho visto più un allenatore vincente. Benitez ha vinto una Coppa Campioni, che ricordo benissimo, che gliel'ha regalato il Milan. Sì. Vinceva 3-0 il primo tempo, Sì. andarono ai supplementari e fu capace di perdere quella Coppa. C'è una finale, mai vista nella storia del calcio una finale così, non mi ricordo altre. Sì, 3-0 al primo tempo, 3-3 e poi si andò ai rigori. È un po' strano. Hai visto il fatto del Napoli? L'ho detto che l'altra volta ti dissi che queste partite venivano motivate da sé. Dove hanno preso tutte queste forze di correre adesso? C'era una condizione fisica contro l'Inter, non avrebbe giocato così, giusto? Io ti dissi che era un misto di fattori, infatti ti parlai anche della spinta dello stadio Diego Armando Maradona, se ti ricordi, e anche stavolta l'ulteriore fattore da tenere presente è che l'Inter è venuta comunque con un po' di turnover, quindi ci sta pure. Quindi anche se l'Inter è venuto con un po' di turnover, allora ti faccio una domanda a te. Quest'Inter che ha giocato ieri, la squadra, il Monza era più forte dell'Inter che ha giocato ieri, mi vuoi dire allora? Anche con quel turnover. Scusami, anche con il turnover è una squadra in grado di una buona squadra l'Inter. Ma infatti il Napoli potrebbe anche, se rigiocasse, potrebbe rivincere col Monza. Sì, però se giocasse con gli stimoli che ha messo ieri, è quello ti dicevo io. Vedi, alla fine rientra tutto. Edoardo, non riuscirai mai a farmi dire che i calciatori non si sono impegnati. Vabbè, non lo vuoi dire anche se lo pensi. No, mai, ma perché sarebbe gravissimo dirlo, poi è come se fosse ormai un tuo giochetto. Secondo me è grave dire che i calciatori non si sono impegnati, però mi dispiace, non è così. No, non si sono impegnati. Bobby dice non hanno avuto le stesse motivazioni che hanno avuto io. Riaffrontiamo un'altra volta lo stesso discorso. Tu dicessi ti faccio vedere con l'Inter, poi come va, come non ho va. avuto ragione però. No, tu non dicessi che il Napoli avrebbe perso con l'Inter? No, ma tu secondo me se li incontrati, senti bene. Io ho detto che il Napoli vincerà con l'Inter, troverà le motivazioni, perché le sue motivazioni... E allora forse era un altro utente che avrà detto che il Napoli avrebbe perso con l'Inter. Io sono stato limando allora. Non mi sono, anzi ho detto, poi ti faccio vedere con l'Inter, è capace di vincere con l'Inter, perché è una partita che si motiva da sola quella che ho detto, no? No, io ero convinto che dicevo, ho giocato anche lui sulla poletta. Almeno l'hai vinta? No, mi dico la sera, una squadra straniera. Vabbè. Ti saluto Edoardo. Un bacio Alice, buon pomeriggio. Un bacio a te, buon proseguimento. Sempre. Grazie al nostro amico Edoardo D'Amelito. Sto leggendo anche quelli che sono altri aggiornamenti, però sapete che non leggo la vostra chat da un bel po' di tempo. La nostra chat da un bel po' di tempo, e forse è il caso di ritornare a farlo. Io ho affettuosamente accompagnato mister Spalletti, ma già solo ieri ha straparlato, elogiando spudoratamente la rosa nero-azzurra. Solo per questo ieri andava esonerato. Beh, mi sembra un po' eccessivo, si fanno i complimenti agli avversari, soprattutto quando poi si è vinto. Credo anch'io che si sia rotto qualcosa, aggiunge Sara. De Zerbi sarebbe perfetto, bellissimo anche il suo Sassuolo, ma tornare in Italia sarebbe un passo indietro per lui, assolutamente sì. In questo momento De Zerbi può soltanto sfogliare la margherita. Giovi addirittura fa il nome di Jürgen Klopp, pure lì sarebbe un colpaccio da parte del Napoli. Quanti allenatori in passato che sembravano guadagnare tantissimo, come Ancelotti, come Benitez, poi sono arrivati effettivamente al Napoli. Klopp però non credo sia nella stessa, diciamo, fase di Ancelotti quando arrivò, di Benitez quando arrivò. Comunque viene da un periodo a Liverpool dove giusto nell'ultima stagione ha avuto qualche fatica, poi stiamo parlando di uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni, sia in Premier League che per quel che riguarda la Champions League, quindi non lo so se è abbastanza calante, ecco, Klopp per arrivare al Napoli. Emanuele, ciao Claudio. Ciao, complimenti per la trasmissione e forza Napoli. Sempre. Niente, nessuno ha parlato, no, di che ne pensi? Faccio 3 domande. Simone Inzaghi, nessuno l'ha mai nominato, Simone Inzaghi.
È vero. Tu che ne pensi come allenatore? Per me ha vinto con la Lazio, fatto bene. Con la Lazio ha vinto parecchie coppe, ti ricordi 2 anni fa, prima del Covid? Per me ha fatto molto bene. Per me ha fatto molto bene anche quest'anno. Nessuno l'ha mai nominato, ma Simone Inzaghi sta in finale di Champions. Nessuno l'ha mai nominato, è vero. Ho fatto bene a dirla. Sì, sicuramente a me piace, cioè nel senso, poi chiaramente a ognuno piacciono i propri modelli, c'è chi piace Guardiola, chi piace prende all'Inter? Prende 5 milioni a stagione, in confronto a Allegri e a Mourinho che ne prendono 7 e Allegri ne prende 8. Sì, è più economico. Sì, e poi l'altra cosa, senti, l'ultima cosa, io preferirei Inzaghi, ecco, tu hai detto gli allenatori, no? Come il mio Spalletti se rimarrebbe sarebbe la manna su... Sì, sarebbe meglio se restasse. Però qui si parla che Spalletti forse c'è un problema perché, non so, la clausola è stata fatta in maniera strana, per un anno, non so se tu... Vabbè, adesso da come ho letto i giornali, sai, i giornali poi ne dicono tante, no? e niente, no, io preferirei... Io ho detto la mia, Inzaghi. Poi certo, se prendi Mourinho o prendi Allegri, quelli vanno 8-7 milioni l'anno, lo sai. Lo so. Invece Inzaghi ne prende 5 o 4,5. Sì, è sicuramente più economico. Senti, poi voglio fare un saluto, se mi permetti, posso? Certo. Alla grande Lina Vernaccia, che gli voglio un bene pazzesco, che la seguo sempre alla pagina. Va bene? Mi associo. Grazie, forza Napoli, e un saluto anche a Emanuele. Ciao, grazie al nostro Claudio. Voglio ringraziare e salutare anche io tutti voi, oltre a Lina, Federico, Faberan, Ermanno, Cosimo, Vincenzo che addirittura va alla fonte del problema, dice: scusate, ma perché allora, ce lo siamo chiesti, dopo 2 anni tutti vogliono andare via? Bella domanda, effettivamente è una gran bella domanda, chissà che non possiamo proporla al nostro prossimo ascoltatore, chissà cosa ne potrebbe uscire. Vediamo se Emanuele è pronto. Manu, ciao Elio. Ciao, buonasera, mi chiamo Elio, chiamo da Napoli e allora, bene. Benissimo. La cosa è questa, tornando al discorso De Laurentiis come presidente e Spalletti come allenatore, i contrasti. Ma allora io voglio esprimere il mio punto di vista. Si tratta di un gioco prettamente di marketing. De Laurentiis è proprietario, certo, e su questo non ci piove. Lui ha totale potere decisionale su tutto e su tutti. Spalletti piace essere una prima donna, ma De Laurentiis un attimino soccombe sul fatto che non è messo soprattutto lui in evidenza. E insomma sono normali. Quindi dici che è anche una questione di gelosia, se vogliamo. Ma in un certo qual modo potrebbe anche essere, ma non la chiamiamo proprio gelosia. Diciamo che guardando la cosa sotto il profilo prettamente psicologico, De Laurentiis è un executive, è un manager, anzi un best manager, sì. E quindi voglio dire, lui chiede le cose che devono andare secondo il suo punto di vista. La sua visione. Corretto o sbagliato che sia, ma i dati, i numeri rivelano che il punto di vista di De Laurentiis è assolutamente corretto. Insomma, è arrivato lo scudetto con i bilanci a posto, quindi sì. Assolutamente, ma tutto quello che ha fatto, iniziando dalla Serie C, ha comprato fior di giocatori, parlando di Cavani, Lavezzi, insomma li ha comprati a 10 e li ha venduti a 50, insomma non c'è proprio non fa una piega il lavoro che ha fatto Aurelio De Laurentiis. Detto questo, Spalletti è un grande allenatore, diciamo che è un vincente, ma De Laurentiis lo può sostituire tranquillamente.
ne prende un altro di vincente, non è l'unico vincente del Spalletti. E chi ti sono piacerebbe? tanti. Chi ti piacerebbe al posto di Spalletti? Ma io se proprio devo confessare Il tuo il mio peccato. desiderio, a me farebbe piacere Mourinho, lo vedo uno José di un Mourinho. certo, sì, di un certo calibro, insomma, assolutamente. Però poi siamo sempre là, sarà sempre lui che deciderà, sarà sempre De Laurentiis che deciderà. Certo. Però c'è un'altra ipotesi, potrebbe anche, tutto questo potrebbe anche essere un semplice scoop giornalistico per far parlare così, perché magari hanno già deciso che Spalletti sarà il prossimo allenatore. Non è da escludere questa ipotesi, o sbaglio? Guarda, in questo momento mi sembra molto improbabile. Onestamente lascio giusto un 5% perché si lascia sempre nel mondo del calcio dove le cose possono cambiare con grande rapidità, senza che quello che era vero prima diventi falso dopo, semplicemente cambia perché cambiano le condizioni, però ad oggi, dopo parole come quelle di ieri sera proferite dallo stesso Spalletti, non credo se qualcuno che dice guardate è tutto fatto, lo pronuncerà poi la società, l'annuncio, si tratta di un annuncio che faccia felici i tifosi o che comunque li veda proseguire assieme. Secondo me si tratta semplicemente di ormai un divorzio già bello che firmato e che deve essere solo annunciato. Deve essere solo annunciato, ma non è, cioè, insomma, lei dice... Ti ho detto un 5%. Va bene, va bene. Poi se vuoi attaccarti a quella flebile speranza, liberissimo. No, ma aspetti, forse io... Allora, magari Spalletti si rinnova per l'anno prossimo, non sarebbe male, ma di sicuro se toglie a Spalletti non è che viene a allenare l'allenatore della Serie C, No. verrà comunque, appunto, ecco, vede, verrà comunque un allenatore di un certo calibro, un allenatore vincente, Certo. perché oramai De Laurentiis ci ha provato gusto, ha il potere di poter emergere ai fini europei, insomma, mette lingua, mette soldi, dà per tutto e si è guadagnato tutta la stima e il rispetto, penso, di tutta il calcio europeo della UEFA, no? Perché ormai Spalletti anche nella UEFA ha il suo, diciamo, ha il suo rispetto, ecco. No, allora ecco, noi diciamo che da tifosi, e io lo dico da tifoso sfegatato anch'io, Sì. il problema non sussiste alla fine, se ne va a Spalletti, andate comunque un certo calibro, ne sono convinto. Va bene. Elio, ti devo salutare però, ci Va siamo bene. dilungati un pochino. Ti Ci abbraccio. siamo dilungati. Torna a Però telefonarci sei, però. Torna in a un certo qual telefonarci. modo sei d'accordo? Assolutamente sì, torna a telefonarci. Buon lavoro, A grazie, te. ciao. Grazie al nostro amico Elio. Francesco, Italiano del Zerbi, Palladino, non Gasperini. Sono d'accordo anche con il nostro amico Francesco. Mi piacerebbe avere una continuità nel progetto dal punto di vista tecnico, soprattutto dal punto di vista tecnico, lasciamo stare quelle che sono poi chiaramente quelle che possono essere antipatie, quello è più simpatico, quello è meno simpatico, contano davvero poco. Onestamente, se dobbiamo pensare al prossimo allenatore del Napoli, che abbia innanzitutto un profilo che secondo me possa garantire una continuità a quello che è stato un ottimo progetto portato avanti fino a questo momento. Emanuele? Ciao Ignazio! Ciao amico mio, Come stai? ebbene cazzo, guarda, Bene, un prego. telespettatore prima mi ha preceduto perché Inzaghi ce l'ho nella scaletta, ce l'ho in scaletta. Ah, l'avevi inserito nell'editoriale? Sì. Va bene, va bene. E poi Vabbè, dai. E poi un'altra cosa che ho dovuto tagliare perché penso avrei trattato un argomento che forse non ti avrebbe fatto piacere e ho tagliato. Ho messo solo l'inizio e la fine di quello che volevo dire. Va bene, poi se nel caso ne vogliamo parlare in un altro giorno, ne parliamo, va bene? Per ora Va bene. restiamo in tempi No. televisivi. Vai No, Gennaro, no. parti. No, volevo parlare adesso ne possiamo parlare se vuoi. No, Dipende dal minutaggio,
No, ho detto 3 minuti, ma penso pure 2,50. E allora vai, parliamone, parti. Dico pure quella frase Dici- che posso... Dici tutto quello che Allora, vuoi. ecco il giocattolo si è rotto, è pieno dell'avventura. È stato anche detto, Spalletti segue raggiunto alla Juve. Vi rendete conto? Spalletti non tradirebbe mai il popolo napoletano per l'amore e stima reciproca. Si parla di sostituti di Spalletti, tra questi Allegri e Conte. Primo, Allegri guadagna almeno il triplo di Spalletti. Sì. Secondo Conte almeno 7 volte di più. Sì. Però tutti e due messi insieme valgono la metà di Spalletti. Sono d'accordo. Allegri non si è dato un gioco alla squadra, perché per lui l'importante è vincere, mentre Conte vuole solo grandi nomi in squadra. Mi dite come si è classificato in campionato inglese? Si fanno tanti nomi, perché non prende in considerazione Inzaghi, che ha anche esperienza internazionale, tante chiacchierato durante l'anno, e poi si sa che i conti si fanno alla fine. Inzaghi è in finale per la Coppa Italia, è in finale per la Champions, infine si può anche piazzare tra le prime 4 in campionato. Nei confronti di Spalletti c'è molto astio da parte di alcuni giornalisti, perché Spalletti non accetta accuse e giudizi negativi nei confronti della squadra e risponde per le rime. Questo comportamento di Spalletti non è gradito ai giornalisti che gli rintuzzano, ecco quello che avevo tagliato ma te lo dico, che loro hanno studiato, hanno fatto prima il compito scritto e poi quello orale, con delle regole molto rigide, e alla fine arriva la nomina di giornalisti. Perciò hanno tutto il diritto di criticare. Sì, però criticare non dovrà essere sempre e solo per processare l'allenatore e la squadra. Questa antipatia contro Spalletti non si placa. Si parla ancora della partita persa contro il Milan, che non ha saputo cambiare modulo di gioco. Anzi, Spalletti giustificava la stanchezza fisica e mentale dovuta al lungo viaggio di ritorno dai mondiali. Caro Presidente, non c'è bisogno di cercare l'allenatore, basta scegliere uno tra questi sapientoni in casa nostra, che sono la rovina del Napoli e destabilizzano la tifoseria. Ho finito. Tempi televisivi perfetti per il nostro Gino, Gino, Ignazio, scusi Ignazio, hai ragione. Quando hai ragione Ignazio, chiedo perdono. Tu non sbagli mai. No. Ogni Ecco tanto qua. sbaglio pure io. Ecco qua, subito mi hai voluto rintuzzare perché ho detto delle cose che non dovevo dire. Il fatto dei giornalisti. Fatti dei giornalisti. E l'avevo tagliata quella frase, avevo messo soltanto l'inizio e la fine. Non Ma preoccuparti perché Ignazio. mi auguro che quando sarà il tuo momento di essere obiettivo e non fate No, però se posso dirti la mia in maniera molto umile, io provo già ad essere l'obiettivo, già ad esserlo adesso, al di là di quelli che sono poi gli esami o insomma scritti, orali. L'importante nel momento in cui uno è qui in diretta assieme a voi o a CN24 Live o scrivendo, uno deve essere sempre obiettivo, no? Ma filo diretta andrà sempre in onda o sarà eliminato? E perché dovrebbe essere eliminato? No, perché forse diventato giornalista, tu lo cambierai. No, caro Ignazio, ti spiego. In Italia esiste... Facciamo processo alla squadra. No, non ti preoccupare, resterà sempre il filo diretto. Guardi, i miei capelli bianchi ti seguiranno sempre. Grazie mille Ignazio, un abbraccio. Finché continuerai così. Troppo buono. Ti saluto Ignazio. Ciao, grazie. Grazie al nostro amico Ignazio da Napoli. Chiaramente insomma giustamente lui dice: no, ma poi che fai? Diventi professionista, non fai più il filo diretto. Ragazzi, la maggior parte di quelli che conducono trasmissioni di filo diretto sono già professionisti, non è quello che fa la differenza, non è essere iscritti all'elenco dei pubblicisti o dei professionisti,
ma il lavoro chiaramente che si fa tutti i giorni a rendere un giornalista tale, così come al di là di, insomma, di dove gioca e quello che fa in campo, non a definire il calciatore e via dicendo. Chi c'è, Emanuele? C'è Serena, ciao Serena! Ciao Vincenzo, buonasera a tutti. Tutto bene, siamo i campioni, siamo noi, non avevo telefonato già da prima. Vincenzo, allora, io tutta questa certezza che Spalletti vada via non ce l'ho, perché il fatto è tutto deciso, può anche significare che ADL si è avvalso della clausola e quindi lui non può tirarsi indietro. Questa è una mia lettura, ho una speranza, no? Tu mi dici però giustamente che ci sono dei problemi, io penso anche riguardo, perché lui disse una volta dobbiamo decidere i calciatori. Anche il fatto che Kim vada via, si rompano un po' gli equilibri della squadra può aver influito. Comunque questo è il mio pensiero, se dovesse andare via a me piacerebbe un allenatore giochista, come ti ho scritto anche oggi, stamattina in chat. Preferirei un allenatore giochista, non mi piacciono gli allenatori contropiede, oppure ci mettiamo tutti in difesa e poi ripartenza, oppure verticalizzazione e basta. Mi piacciono questi allenatori moderni, questi che hanno una concezione del calcio alla Bielsa, alla Guardiola, quindi mi piacerebbe, ecco, un allenatore con esperienza internazionale come l'ha fatta, come abbiamo avuto Ancelotti che aveva esperienza internazionale, come abbiamo avuto Spalletti, esperienza internazionale, quindi un De Zerbi che ha giocato anche al Napoli. Però lo vedo anche un po' difficile De Zerbi, perché lui adesso è lanciatissimo, lo vogliono tutti e quindi mi sembra un po' difficile che venga a Napoli per i soldi che diciamo, per lo stipendio che prende, così come mi piacerebbe molto Nagelsmann, ma è difficile che venga sempre per lo stipendio che prende, quindi mi piacerebbe uno di questi giovani, questi allenatori giovani come Dionisi, come Palladino, come Italiano, mi piace moltissimo, che hanno un'idea del gioco molto costruttiva e che sarebbero in continuità e anche ottimi per il nostro per i nostri calciatori e per il calcio che abbiamo espresso, insomma, sempre visto che dovrà andare via Spalletti, se andrà via, speriamo di no, vero? Insomma. Resta una piccola speranza, esatto, una piccola speranza, però purtroppo Serena dobbiamo dirti che è molto piccola, no? L'abbiamo sentito tutti assolutamente, anche se lui non vuole restare è giusto che vada, poi c'è anche una questione di stimoli, ha vinto lo scudetto, è difficile, tu ne parlasti tempo fa in trasmissione, che è difficile trovare di nuovi stimoli quando si vince, quando si arriva a un traguardo così importante in questa maniera, quindi è anche giusto che lui vada, anche se dispiace, resterà comunque nel nostro cuore. Però un bel Dionisi, un bel italiano non sarebbe male, no? Anche diciamo per la qualità dei nostri giocatori, io non ce li vedo a fare tutti chiusi indietro e contropiede. No, per niente. Vabbè, però ecco, dobbiamo dire che Gasperini non è no, per carità, no, è su. Cioè dopo Sarri, Gasperini, no. Dopo un gioco fisico, un gioco è un gioco che non ha più senso oggi, secondo me. Guarda, onestamente non credo che non abbia senso, credo che abbia difficile applicazione a Napoli, questo sì, perché poi l'Atalanta comunque negli ultimi anni è stata protagonista di ottime imprese, di grandi imprese. È impossibile che torni Sarri, però sarebbe un grandissimo sogno, no? Avere quel tipo di gioco. Sì, quello molto, molto spettacolare. Ecco, però noi siamo anche abituati a questo, a quel tipo di gioco, a un tipo di gioco spettacolare, bello da vedere, un calcio che certo questi allenatori giovani magari, ecco, come leggevo in chat Mario C che dice ma Dionisi non ha
esperienza, è vero, non hanno esperienza, però possono dare quella continuità. Perché insomma De Zerbi, Nagelsmann, questi profili qui sono un po' troppo costosi per noi. Bene così, per questo. ti devo salutare, a tutti Serena. E buon proseguimento di trasmissioni, io continuerò a seguirvi come sempre. Un saluto a tutti e buona serata. Grazie Grazie a voi per tutto quello per tutte le notizie che ci date. Grazie mille e buonasera. Grazie alla nostra Serena, ovviamente non vi nego che fa piacere sapere insomma, che ci seguite con tanto affetto, con tanta costanza, con tanta passione, quindi grazie ragazzi, è per voi che noi siamo in diretta, ve lo ricordiamo, ma credo che chiaramente lo sapete già. Emanuele, ciao Peppe. Ciao Vince. Come stai? Tutto benissimo, tutto bene? Tutto bene, un po' alle prese con questo futuro di Spalletti, tu che ne pensi? Ma adesso si dice ora che ha fatto reato questo, l'ha detto invece di presidente, ma non ci sto capendo niente, devi la verità, devi credere. No. In che senso? Cioè... Adesso ho sentito che ha fatto reato questo, no, ha detto il suo futuro decide il presidente, ha detto ieri che ma non lo so. Decide il presidente? Che significa decide il presidente? No, io non ho sentito cosa hanno detto. L'ho letta adesso, no, non lo so, io non l'ho letta, quindi non ho capito bene. Tutto Napoli, ho detto il futuro decide il presidente, ha detto se lo sto bene, mi dice, vedi tu. Allora, posso dirti una cosa? Di. Leggi e informati su Calcio Napoli 24, perché se no io poi vado in difficoltà, perché io leggo e seguo Calcio Napoli 24, se tu mi dici quello che dicono gli altri io vado in difficoltà, quindi se proprio mi vuoi riportare delle notizie, riportami quelle di Calcio Napoli 24. Lo so, però perché ho sentito... No, però ho capito, però dico se capito. Poi vuoi venire qua, allora poi leggi prima Calcio Napoli 24, va bene? Okay, o ascolta prima la trasmissione, così, perché sennò poi vado in difficoltà, perché se tu poi mi dici quel collega ha detto questo, ma io non l'ho sentito, ma questo ha detto quest'altro, però invece io preferiamo non commentare, ma soprattutto se non l'ho sentito, solo questo ti dico, proprio come favore, diciamo, proprio come fatto di etichetta televisiva, va, diciamo così. Ad ogni modo, parlando di quello che è l'argomento del giorno, riassumiamo semplicemente. Spalletti non è convinto di restare, lo aveva già fatto capire, la PEC ha appesantito il discorso, da quello che ha detto ieri sera a me sono sembrate parole di addio, e che... Ma la PEC è una scusa, vince, la PEC è una scusa, dai. Voglio bene a Spalletti, ci ha fatto vincere però la PEC è una scusa, che lo sapeva che aveva questo contratto, no? Un dinare con il Napoli che ci faceva... Peppe, questo è il discorso che facevamo poc'anzi. De Laurentiis ha dimostrato, De Laurentiis a volte anche a ragione, a volte anche avendo ragione, ha dimostrato che certe consuetudini nel calcio non sono, diciamo, non gli piacciono. Nel calcio funziona che se un allenatore mi fa vincere lo scudetto con 5 mesi di vantaggio, io vado là e gli raddoppio lo stipendio ma a gennaio. De Laurentiis non l'ha fatto perché dice c'è un contratto. Allora, tu la vuoi vedere come De Laurentiis che dice c'è il contratto. Chi c'è nato e cresciuto e ha vissuto tutta la sua vita nel mondo del calcio, delle regole di De Laurentiis dice sì, ma queste valgono per gli altri settori, nel calcio è andata sempre così. Lì a quel punto, come vedi non ci si trova. Ma soprattutto, caro Peppe, non dobbiamo far passare il discorso se se ne va Spalletti è colpa di De Laurentiis o è colpa di Spalletti. Non è colpa di nessuno. Quando non si sta più bene assieme, o che sia lavoro, o che sia amicizia, amore, tutto quello che volete, si separano le strade. Perché dobbiamo dire è colpa sua, è colpa dell'altro? Non è colpa di nessuno. La PEC non è una scusa. La PEC è un passaggio di questo rapporto che adesso li vede separarsi. Mi spiegate perché dobbiamo trovare il colpevole? Ecco, per il Presidente sicuro non è colpevole, perché lui ha fatto... Niente, a forza lo dobbiamo trovare il colpevole allora. Sembra a me, ci sto provando. Bravo, secondo me no, ha firmato questo contratto pure lui, lo sapevano che ci stava questa clausola. Quindi è colpa di Spalletti? No, che è colpa di Spalletti, ma se se ne vuole andare, l'ha detto, ma hanno detto, come dici tutti, il calcio 24 anni, no, non voglio tornare a prima con lei.
Non lo so, non ci sto capendo niente io, dicete. E allora ti faccio un breve riassunto. Se se ne vuole andare Spalletti, la colpa non è di Spalletti e non è nemmeno di De Laurentiis. Esatto, sono due persone che non hanno più lo stesso obiettivo, che non condividono più gli stessi motivi, gli stessi mezzi per arrivare all'obiettivo e decidono di salutarsi. Non è colpa né di Spalletti né di De Laurentiis. Ti chiedo per salutarci, quale allenatore ti piacerebbe al suo posto? No, ho detto stamattina, ho detto, ma prendo freddo un buon lato Gasperini no, No, mamma mia. No. No, Gasperini no. Gasperini no. Gasperini è stato capace di unire tutto il popolo napoletano contro di lui. Cioè, non ho mai visto il popolo napoletano così coeso, così unito. Dici tutti, ma non Gasperini. Sì, tutti non Gasperini, veramente. Pure io voglio allenare no Gasperini, Vincenzo. Va bene. Tu fai l'allenatore, faccio i tuoi amici, capito? Ma Gasparini no. Ma mi sa che a quel punto va male, non è che ci va proprio bene. Non fa niente, però ci provo meglio di Gasparini, sì, facciamo qualcosa. Mamma, Gasparini no, va un po' di sì. Ciao Peppe, ti saluto. Ciao amici, sempre grazie a voi. Un abbraccio. Ciao. E grazie al nostro amico Peppe. No ragazzi, non credo di essere stato arrogante. Adesso sarà arrogante dire non penso di essere stato arrogante. Non lo so, però onestamente, semplicemente vorrei provare a tirar fuori delle idee da me, allo stesso modo tirar fuori delle idee da voi, fare un dibattito, perché poi spesso e volentieri le idee possono anche non collimare, quindi diventa un dibattito, ma sempre con grande correttezza. Il nostro motto è duri ma educati. Chi c'è, Manu? Emanuele? No, è impegnato, non lo so che cosa starà succedendo in cabina di regia, ho perso anche il segnale. Emanuele, mi senti? Ah, c'è Gennaro. Ciao Gennaro. Come stai? Bene, Vincenzo. Scusa Gennaro se ti ho interrotto nella chiacchierata con Emanuele. No, stavamo aspettando che mi mettessi in linea parlando della gara di ieri, che mi sono messo in contatto tra l'intervallo con Ciro Novellino e ho detto la mia, come si poteva vincere quella partita, e alla fine meno male così è andato, con alcune sostituzioni, quindi ma veniamo all'argomento ormai che si sta già parlando da qualche settimana, e io dissi già la mia. Come si usa dire a Napoli, tutti e due sono due Maruz, caro Vincenzo. Allenatore c'ha il suo carattere, un presidente questo ormai lo conosciamo, e quindi nel momento uno è suscettibile, l'altro non ne parliamo proprio. Un patrono sono io, dice lui, un patrono sono io, e qua si fa come dico io. Lui suscettibile dice ma io Carla, poi parliamoci chiaro, caro Vincenzo. Inter 2 anni fa vince lo scudetto e non si ripete, Milan vince lo scudetto e non si ripete, il Napoli vince lo scudetto e speriamo che si ripete, e forse non cambiando gli allenatori è stato un handicap, invece cambiando l'allenatore può darsi che si può replicare. Il problema non è tanto l'allenatore, perché ti ripeto, io sono per un giovane, cavalli di ritorno non ne parliamo proprio, quindi non ti piace Ancelotti, Sarri e esatto, i Sarri, ma non per un fatto di antinapoletanità. Io anche questo ho detto, diciamo, alcuni giorni fa, ma non è questo, è meglio che, cioè io voglio un giovane allenatore tipo Italiano, Thiago Motta, Dionisi, da questi tre qua tirerei quello giusto per il Napoli, da questi tre qua, giovani che hanno fame, che stanno dimostrando in squadre molto più modeste della nostra, che sanno fare calcio. Siccome i calciatori del Napoli
escluso alcuni sicuramente, perché io ho detto pure uno dei motivi, non è solo un motivo, uno dei motivi che pure ha irrigidito Spalletti era quello che lui avesse voluto delle certezze che non poteva dare il Presidente, perché quelle certezze tu le puoi solo evitare in un solo modo, mettendo soldi, il denaro, come dice il nostro Presidente, metti il denaro e questi accettano la riconferma. Siccome il nostro Presidente ha una sua linea che quest'anno ci ha fatto vincere, altri anni comunque ci porta nelle coppe, quindi automaticamente lui ha quella sua linea e non vuole spostarsi. Immagino, è mia immaginazione, però arrivato a un certo punto la suscettibilità di entrambi ha fatto sì che il giocattolo non è che si è rotto, perché i calciatori stanno là, alcuni andranno via. Io dico che questo Napoli è molto molto migliorabile, è possibile migliorarlo, anche se arrivano queste due cessioni eccellenti, perché con i soldi che pigli da queste due cessioni, parlo di Kim, che ormai la clausola ha voluto lui e quindi lui l'ha messa proprio per questo, perché dice io faccio un anno qui a Napoli, mi metto in luce e vado in Premier a guadagnare bei soldini. Lo stesso Osimhen, arriva la famosa proposta indecente, come fai? Tu fai 200 milioni, con 200 milioni hai voglia, caro Vincente, ci vogliono solo le competenze, il direttore sportivo giusto, i calciatori ci sono che possono sostituire, perché noi abbiamo avuto fior di calciatori a Napoli e li abbiamo sostituiti. Non ultimo quando è andato via Mertens, questi qua piangevamo l'anno scorso di questi tempi. E invece poi quest'anno si è vinto lo scudetto con due calciatori sconosciuti. Quindi su questo io sono fiducioso. Bisogna solo aspettare. Però io su una cosa sono contrario e critico, queste cose che fanno ridere tutto l'Italia, almeno ce lo dicessero sin da adesso, cioè si palleggiano tra di loro, parlate con il Presidente, ieri Spalletto è quasi stato esplicito, però non vuole dire lui l'ultima parola, dice parlate con il Presidente, il Presidente non parla e automaticamente noi non stiamo lì a crucciarsi a dire ma mo chi viene, chi non viene, se ne va, non se ne va. Per me chiunque viene, l'importante è che sia uno di questi tre che io ho detto, ma non perché l'ho detto io, perché sono giovani affamati che finalmente verrebbero in una piazza dove la piazza, perché lo stesso Spalletti che veniva da 2 anni fermo è stato capace di rilanciarsi a Napoli, ma è la piazza di Napoli che rilancia. I personaggi che vengono qua, i calciatori, allenatori. Sarri prima di venire a Napoli chi era? Poi a Napoli si è rilanciato e poi ha provato a quei grandi club tipo Chelsea e poi la Juve e poi la Lazio. Ma automaticamente Napoli è la piazza di Napoli che è importante, questo dobbiamo far capire a chiunque viene a Napoli, se viene con il piglio giusto di lavorare, automaticamente la piazza è con loro e diventeranno grandi, e poi nel momento in cui diventano grandi vanno via pure loro, come è stato. Ormai questa è la vita, caro Vincenzo. Ebbene, non posso che darti ragione, caro Gennaro. Io i nomi li ho fatti, uno di questi tre mi piace perché sono giovani e vogliono affermarsi, vogliono andare in una grande piazza per affermarsi. Ti saluto Vincenzo e do spazio ad altri. Ciao Gennaro, un grande abbraccio. Ciao, buonasera, ciao. Abbiamo ancora qualche minuto e allora io resterei qualche minuto assieme a voi, leggerei anche intanto qualche messaggio. Il CT del Marocco, no ragazzi, ha fatto catenaccio, dai. Franco delle Stelle, mi piace come parla questo signore, il grande Gennaro, è un mito. Chi c'è, Emanuele? Ciao Matteo.
Ciao Vincenzo, come stai? Bene, tu? Tutto bene, tutto a posto. Innanzitutto ti faccio i complimenti che ho saputo dell'esame di Stato che hai superato lo scritto, ti faccio i complimenti. Sì, solo lo scritto, poi bisogna... E gli auguri per l'orale, guarda che è successo che io vi ascolto nei ritagli di tempo che mi faccio quella pausa di 10 minuti, io stavo preparando una lezione proprio di preparazione per l'esame di Stato dei ragazzi che facevo una lezione all'università di un'altra professione, ecco, quindi proprio in quel momento ci fu quella notizia, dice guarda che coincidenza, che cosa strana, quindi mi fece piacere insomma fare gli auguri ai giovani che fanno, che si dedicano all'attività, anche se poi dopo gli esami non finiscono mai, ecco, come diceva il grande Edoardo. È importante. E va bene, veniamo a noi, e qui la situazione, quantomeno abbiamo un chiaro le cose, che Spalletti se ne va, a questo punto non penso che ci siano ripensamenti, no? È un dato di fatto ormai, penso. Che dici? Assolutamente, ormai siamo agli sgoccioli. Quindi è sicuro, quindi dobbiamo cercare il nuovo allenatore. Ora Gasperini non è proprio, anche io la simpatia di Gasperini proprio zero, ecco, è antipaticissimo, come mi è antipatico altrettanto Conte, però se dobbiamo fare la scelta in base alla simpatia dei tifosi non si va da nessuna parte, perché lo stesso Sarri non è che fosse neanche lui il massimo, per cui non è questa la cosa. Aspettiamo fiduciosi nel nostro presidente, vediamo, credo che riuscirà a fare anche questa volta un colpo di teatro o di cinema, visto che viene dal cinema e ci porti un allenatore all'altezza della situazione, perché ripeto, la squadra secondo me c'è, gli uomini ci sono, certo il modulo di Gasperini proprio sconvolgerebbe anche gli assetti tattici, quindi tanti uomini che sono funzionali a questo modulo non lo sarebbero altrettanto, però io vedo una cosa, che il Napoli come giocatori ce li ha, qualsiasi sia l'allenatore che venga ad allenare, un giocatore come Di Lorenzo, chi viene è fortissimo, Lobotka, non sto a fare nomi, i due che probabilmente se ne vanno, se ne vanno, i Kim e Osimhen porteranno nelle casse del Napoli una somma vicina ai 200 milioni e con quelle somme vuoi che non arrivino 3-4 giocatori forti, ecco, per cui io sono molto fiducioso, anche perché vedo dall'altro lato i nostri competitor chi sono? La Juve che sta inguaiata, ora arriverà un'altra bella penalizzazione, lasciami dire perché Chiellini che dica che la manovra stipendi è stata una cosa carina nei confronti della società, nei confronti del datore di lavoro, ma lo sa Chiellini che ha firmato un documento falso? Cioè, si chiama lo sa. No, lo sa, allora non avrebbe detto questa cavolata, cioè tra l'altro Chiellini è laureato in economia e commercio, quindi qualche esame di diritto lo ha fatto all'università, tra l'altro proprio all'università di Pisa dove insegno io, per fortuna non è mai finito sotto di me a diritto tributario, se no lo buttavo dalla finestra, ecco, cioè, a Chiellini, cioè firmare un documento falso che ha portato alla società a commettere un reato, false comunicazioni sociali, che vuol dire falso in bilancio, nonché false attestazioni e comunicazioni agli organi finanziari, perché la società è quotata in borsa, è una cosa grave, cioè il giocatore, il dipendente ha concorso a un reato commesso dal suo datore di lavoro, non ha fatto niente di carino, ha fatto una porcheria, cioè dovrebbe stare zitto, qualcuno glielo dica, qualche suo procuratore avvocato, di stare zitto, di non dire queste cavolate, perché veramente sono cose allucinanti, quindi mi auguro che abbiano la giusta penalizzazione, e questo vuol dire che nei prossimi anni, non facendo le coppe, avendo già dei problemi economici enormi, sarà un competitore in meno rispetto a noi, perché se il Napoli negli anni dal 2013 al 2018-19 non ci fosse stata una Juve così forte, che ai tempi era davvero forte, uno o due scudetti li portava a casa. Il Milan pure ha dei suoi problemi, l'Inter è forte, però ha una rosa molto, molto in là con gli anni, con dei problemi economici enormi pure l'Inter. Non ci scondiamo che l'Inter, quando ha vinto lo scudetto, ha dovuto vendere Lukaku e l'altro, come si chiama, Hakimi, per non pagare gli stipendi da marzo.
Ti rendi conto? Cioè, sono cose che lo dobbiamo dire. Noi abbiamo i conti a posto, in ordine, abbiamo subito le nostre perdite per la pandemia, ma soprattutto perché per 2 anni non ci siamo qualificati in Champions, però siamo in grado di resistere e quest'anno faremo un bilancio che coprirà tutte le perdite degli anni successivi, per cui io sono assolutamente fiducioso. Aspettiamo fiduciosi, anche che ci sia da insegnamento. L'anno scorso ci cantavano il De Profundis, è finita, non farete niente, non arriverete neanche nelle prime 5, e abbiamo stravinto, per cui da questo punto di vista siamo fiduciosi, diamo i tempi, quantomeno la situazione ora è chiara, sappiamo che dobbiamo prendere un allenatore, però la squadra per la stragrande maggioranza degli elementi hanno firmato i rinnovi, quindi rimarranno quasi tutti. Quelli che andranno ci porteranno un sacco di soldi nelle casse che ci saranno reinvestiti, non è che se le metterà in tasca qualcuno, saranno reinvestiti nella società. Bene così, ti saluto Matteo. Ciao, Forza Napoli sempre, viva, Sì. ciao. Grazie al nostro amico Matteo che conclude quest'oggi il filo diretto. Grazie al nostro regista Emanuele Bernardo. I prossimi appuntamenti sono quelli soliti, classici. A partire dalle 18 ci sarà il recap in compagnia di Alessandro Marrazzo. Per ora mettiamo in stand-by i discorsi legati al futuro di Luciano Spalletti, a quello del Napoli, a quello di Cristiano Giuntoli. Vi ricordo che ci sarà tempo e modo per riaffrontarli con il sottoscritto. Ci troviamo domani mattina alle 10 per la rassegna stampa. Per il momento vi auguro buon proseguimento di giornata.